Mamma mia. Appassionati di hockey, buonasera dal Palatori, campionato nazionale Serie 2, settima giornata girone B di andata, 25-26, incontro Hockey Sardana Sporting Viareggio. Le squadre sono già in pista e si stanno riscaldando prima dell'inizio della gara. Un dischetto pubblico fa cornice all'evento, anche se non numeroso. Vedremo ora fra poco i due mister Sandro Martini per il Viareggio e Giovanni Beretta per il Sardana, le due formazioni iniziali dell'incontro. Intanto scorgiamo in pista per lo Sporting Viareggio. Ma è ancora presto per dare le formazioni ufficiali che scenderanno sulla pista, perché c'è ancora il sorteggio da effettuare con l'arbitro Luca Lossi di Forte dei Malmi, al tavolo Massimo Nucifero di Viareggio. Siamo quasi in perfetto orario sulla tabella di marcia. Tutto a posto, entrano le squadre in pista, poi si saluteranno e poi si procederà all'inizio della gara. Intanto abbiamo intravisto il presidentissimo Maurizio Corona. Ieri sera si girano delle più belle partite di Serie 1, Follonica Sardana 3-3, qui dal Palatori. Vedremo ora i quintetti iniziali in pista. Alessio Peroni, portiere del Sardana, con il numero 1. Ancora a disposizione dalle panchine. Ultime disposizioni. E le squadre si autoricaricano a vicenda come le pile Duracell. È tutto un saluto continuo e ora si parte con lo Sporting che inizierà l'incontro. In porta Torre e dall'altra parte Alessio Peroni, Torre con il 10 per lo Sporting, Alessio Peroni con l'1 per il Sardana. Poi per il Sardana il capitano Matteo Pistelli, Alessio Lavagetti, Lorenzo Angeletti e Andrea Peroni, formazione tipo diciamo del Sardana questa sera. Vedremo poi il Viareggio. Non riusciamo ancora a scorgere i numeri, li vedremo durante l'inizio. Tanto batte, mi sembra, il numero 4 Raffaelli, ha già battuto il Viareggio. Raffaelli su Spagnuolo, il capitano in avanti. Poi in pista c'è anche Cardelli e poi manca ancora un elemento. Allora tanto la pallina va per il Sardana su Pistelli in avanti, Andrea Peroni, Angeletti
da fuori Angeletti, impegna severamente Torre anche con l'aiuto del palo. Vediamo il numero 5 del Viareggio che mancava l'appello, il numero 5 Pacheco Mora, e abbiamo tutto risolto il problema delle due formazioni iniziali in pista. Tanto si va al recupero della pallina che ha superato il limite per destinazione. Angeletti, Pistelli, la tiene ancora Pistelli, alza e schiaccia, impegna severamente Torre centralmente, recupera ancora lo stesso Pistelli, indomito ancora su Torre, poi ancora Sarzana che insiste sempre con Pistelli, poi chiude Cardelli per la formazione Viareggina di Alessandro Martini, poi Angeletti al recupero per Lavagetti, malinteso, tutto regolare, anzi 5 secondi, prontamente ravvisati dal vettore di gara, infrazione, punizione per la formazione Viareggina. Già battuta sul centro con Spagnuolo, il capitano che impegna da distante severamente Alessio Peroni, poi Angeletti tenta un numero e chiude la difesa Viareggina che riparte in avanti con Spagnuolo, il capitano, a ritroso sul centro Mora Pacheco, Cardelli dietro la porta di Peroni, ancora Mora Pacheco, chiude Pistelli, in avanti Sarzana, la formazione rossonera che questa sera gioca in una maglia chiara con pantaloncini rossi, mentre il Viareggio è maglia arancione e pantaloncini neri. Mora Pacheco sul centro, ancora il Viareggio in avanti con Spagnuolo, osserva il piazzamento di compagni, cerca un pertugio della formazione Viareggina, poi c'è un fallo, punizione per la formazione ospite. Ancora da fuori Mora Pacheco alto sulla porta rossonera, Pistelli sparacchia a lato della porta Viareggina. Riparte il Viareggio in avanti col capitano Mattia Spagnuolo, supera la linea di mezza pista, ancora Spagnuolo dietro la porta di Alessio Peroni, poi trova l'appoggio in Cardelli a sostegno, poi a ritroso su Raffaelli, Mora Pacheco, Raffaelli, Cardelli, la tiene più del tempo il Viareggio, Sporting, Raffaelli, poi viene chiuso da un indomito Pistelli che riparte per la formazione rossonera in avanti, Pistelli chiude Torre e va al recupero della pallina Andrea Peroni per la formazione di Giovanni Berretta, Peroni sul centro, ancora in avanti verso Pistelli che ora gioca da playmaker offensivo, riparte il Viareggio con Mora Pacheco, Raffaelli, capitano Spagnuolo, ancora Mora Pacheco, infrazione, punizione per la formazione rossonera, già battuta, Angeletti, Peroni, Lavagetti, Pistelli, in avanti, Angeletti, dietro la porta di Torre, poi Pistelli, seconda battuta, ancora la formazione sardanese con Lavagetti che prova la bomba da fuori, chiude Torre, Spagnuolo, Mora Pacheco, finta la conclusione, poi retrocede sul difensore Raffaelli, poi recupera Lavagetti per Sarzana, Angeletti sul centro, Pistelli,
Pistelli in mezzo, chiude Cardelli, poi Spagnuolo per Mora Pacheco, poi ancora Sarzana, Pistelli ingaggia un duello con Mora Pacheco, la meglio Mora Pacheco, poi si inserisce Angeletti, poi Pistelli, tutto regolare per il direttore di gara. Niente ingaggio a due, Mora Pacheco sparacchia maldestramente in avanti, recupera Andrea Peroni, riparte Sarzana in azione offensiva, Peroni, Lavagetti da fuori, finta la conclusione, poi trova ancora Pistelli, Capitan Pistelli, cerca un Pertugio, Pistelli, rete in diagonale imparabile, Matteo Pistelli porta in vantaggio la formazione rossonera di Giovanni Berretta quando sono trascorsi 4 primi e 55 dall'inizio del tempo qui dal Palatori di Sarzana. (1-0) per la formazione rossonera che aveva preso già le misure alla formazione Via Regina, che riparte ora dal centropista. Mora Pacheco, perfetta la conclusione di Pistelli in diagonale, Mora Pacheco ancora, poi in avanti capitano Spagnuolo, va al recupero Cardelli, tutto regolare, chiude, poi c'è il tiro di Spagnuolo a lato della porta di Peroni, recupera Pistelli, autore della rete sardanese, ancora Pistelli, Peroni, Andrea, Angeletti chiude Torre, davanti a Torre Angeletti chiude lo specchio Torre, Mora Pacheco, riparte lo Sport in Viareggio, sotto di una rete, Raffaelli, ancora Cardelli, Raffaelli, Spagnuolo, alla meglio un indomito Andrea Peroni, riparte Sarzana in avanti, Peroni supera la linea di metà pista, poi appoggia su Pistelli, che stasera lo vedo in buona lena, è stato molto bene il capitano sardanese. Lavagetti ancora dietro la porta di Torre, Lavagetti la tiene più del tempo, poi trova a sostegno Peroni, da fuori Peroni, impegna severamente Torre centralmente, riparte Viareggio, Mora Pacheco cercava di intervenire sull'appoggio di Spagnuolo, chiude Sarzana che riparte, Angeletti, sembra Piero Gross tra i paletti, poi recupera Lavagetti, poi la pallina, c'è un'infrazione, c'è il primo time out della gara. Richiesto dalla formazione Via Regina, che sotto di una rete quando sono trascorsi qui dal Palatori 6 primi e 40 dall'inizio del tempo in questa settima giornata di andata Serie 2 campionato nazionale 25-26 girone B. Ricordate ora la panchina Via Regina di Alessandro Martini, tanto stiamo vedendo dei pregevolissimi piani del nostro regista, e anche vediamo ora i replay delle azioni della gara, che è iniziata da appena 6 minuti e 40 secondi e Sarzana ha sbloccato subito con Matteo Pistelli. Tanto c'è un colloquio amichevole tra l'arbitro Luca Lossi e Angeletti su un'azione precedente dell'incontro, ma niente di che. Riparte l'incontro, Andrea Peroni sul centro, trova Lavagetti che supera la linea di metà pista, ancora Lavagetti, trova Pistelli, capitano sardanese in avanti, Angeletti supera Raffaelli, poi tenta la conclusione a lato della porta Via Regina, ma recupera lo stesso Angeletti che trova Lavagetti ancora, Pistelli,
Pistelli in mezzo, chiude in primo momento la difesa Viareggina, ancora Angeletti, poi Lavagetti che ora occupa la zona difensiva, da fuori Lavagetti, poi c'è il recupero di Deiniti, è entrato Deiniti per il Viareggio in pista con il numero 2. Poi c'è un fallo brutalmente rilevato dal direttore di gara ai danni di Cardelli. Punizione per lo Sporting, Mora Pacheco sulla pallina. Poi c'è anche Deinite che si porta sulla linea di tiro. Deinite, Mora Pacheco chiude Lavagetti, poi Angeletti ha ricevuto da Pistelli. Angeletti ancora, trova Pistelli. A ritroso Peroni, riparte Sarzana dall'alto della rete di vantaggio. Angeletti, Pistelli, da fuori, chiude Cardelli, Raffaelli, ancora Pistelli indomito, va al recupero della pallina su Angeletti. Insiste il Sarzana, non domo della rete del vantaggio, vuole arrotondare la formazione rossonera di Giovanni Beretta. Poi c'è un fallo di Peroni, punizione per la formazione viareggina su Deinite, già battuta, in avanti Cardelli, chiude Alessio Peroni alla grande. Predica la calma in pista il direttore di gara Luca Rossi di Forte dei Marmi, punizione per la formazione sarzanese. Rispogliati ora in pista con il numero 5, abbandonato l'84 per i 5 Rispogliati. Lavagetti, Rispogliati in avanti, recupera il Sporting Viareggio, Mora Pacheco si decentra, non riesce a concludere, gira dietro la porta di Peroni, poi ancora Cardelli, allora è il Viareggio che tenta una sortita in avanti, ancora c'è un time out, ci sarà un ingaggio a 2 ma c'è un time out, ora richiesto dalla formazione sarzanese mi sembra, quando sono trascorsi 8 primi e 50 secondi dall'inizio del tempo, 1-0 per la formazione solera qui al Palatori. Il dischetto pubblico fa da cornice all'evento. Intanto vediamo nel replay la bella chiusura di Alessio Peroni sull'attacco viareggino e poi anche la respinta di Torre su Andrea Peroni nel replay. Si riparte con l'ingaggio a 2, tanto con Mora Pacheco e Rispogliati rispettivamente sulla pallina. Intanto abbiamo in sovraimpressione altri risultati e dopo li riannunceremo. Lavagetti dietro la porta di Torre per Sarzana, Rispogliati da fuori, recupera il Viareggio, è entrato anche il numero 6 Bicicchi in pista per lo Sporting. Rispogliati in avanti Sarzana, Peroni, Lavagetti, Peroni, Angeletti, un po' di riposo per il capitano Matteo Pistelli. Rispogliati l'ha rilevato in pista, Angeletti ancora, conclusione che impegna severamente Torre, sempre ben appostato
recupera lo Sporting in avanti con De Nite, Mora Pacheco, chiude Peroni, riparte Sarzana, si apre la gara, Lavagetti in avanti, gira dietro la porta di Torre, ancora Lavagetti, si marca uomo in pista, recupera Rispogliati per la formazione rossonera, Angeletti, Peroni, Rispogliati, finta la conclusione, trova Angeletti, la tiene ancora Sarzana più del tempo, Lavagetti e la gira per il dominio territoriale sarzanese, Rispogliati in avanti, Bicicchi al recupero per De Nite, c'è un fallo di Rispogliati, punizione per la formazione Viareggina. Tanto delle altre piste vediamo, Pumas 6, Eboli 3, poi abbiamo Forte dei Marmi, Matera 5-4, e poi un 4-3 che non riesco a decifrare la gara. Riparte De Nite per la formazione dello Sporting Viareggio, poi infrazione, punizione per Sarzana. Già battuta, Angeletti, Rispogliati, Pistelli. In mezzo per Rispogliati. È entrato Pistelli per Lavagetti, ora c'è una punizione per Viareggio. Sporting, già battuta, De Nite. Da fuori De Nite, impegna severamente Alessio Peroni che si oppone alla grande, Rispogliati, Peroni, Angeletti, in mezzo Pistelli, chiude Torre alla grande, si è girato prontamente Matteo Pistelli, ma Torre si è trovato pronto, in avanti Sporting Viareggio, Mora Pacheco, Cardelli, recupera il Sarzana, Peroni da fuori, finta la conclusione, la tiene, poi trova sul segno Rispogliati, sul centro in avanti, ancora Angeletti, Angeletti chiude Torre, sul suo primo palo, su Angeletti, proteso verso la porta, ancora De Nite, in avanti in una zona morta dove recupera la pallina Sarzana, che quando sono trascorsi 12 minuti all'inizio del tempo conduce meritatamente per una rete a 0, anche se Peroni si è opposto per 2 volte alle incursioni viareggine. Mora Pacheco, De Nite, ancora Peroni, poi il contropiede, malinteso Pistelli Angeletti, De Nite ancora a lato della porta sarzanese, si apre la gara, Pistelli, e poi c'è un blu per Rispogliati, 2 minuti per Rispogliati Sarzana, così ha deciso Luca Lossi di Forte dei Marmi, quando mancano 12 minuti e 31 alla fine del tempo, qui dal Palatori. Non abbiamo capito bene cosa è successo in pista. C'è un'espulsione comunque anche per il Viareggio, se così va da vedere. È uscito anche uno del Viareggio, 2 minuti anche per un giocatore del Viareggio, che è De Nite, la numero 2 De Nite, non c'è più in pista, è De Nite. 2 minuti anche per De Nite. Pistelli in avanti, chiude Bicicchi. Cardelli in mezzo, chiude Peroni e riparte Sarzana. Lavagetti, finta la conclusione, perde l'attimo, recupera Bicicchi, chiude Peroni. 3 contro 3, power play pari in pista. Espulsi De Nite e Rispogliati rispettivamente per 2 minuti a testa, Lavagetti, Peroni, Andrea, Pistelli,
Pistelli ancora in avanti, la formazione sarzanese ben messa in pista stasera da Giovanni Beretta. Perroni chiude Torre, Cardelli, riparte lo Sporting in avanti, però non ha nessun effetto l'azione, riparte il Sarzana con Andrea Perroni. Più tonico e incisivo Sarzana, però Viareggio 3-4 volte pericolosissimo in conclusioni di rimessa dalle parti di Alessio Perroni. Ancora ora il Viareggio in avanti e ancora Alessio Perroni sulla bomba a colpo sicuro di Cardelli, poi Pistelli, tutto regolare e chiude ancora Torre, indiavolato Pistelli, recupera il Viareggio Bicicchi, deviazione di Perroni, si infiamma la gara in senso agonistico, Perroni chiude Torre, ancora la Vagetti per Pistelli, in mezzo intanto Giovanni Beretta a colloquio con Andrea Perroni, lo vediamo anche dall'immagine qui in diretta del nostro regista. Intanto la pallina ha superato la linea di delimitazione e si va a recupero, tanto il tempo effettivo una rete solo per ora, dopo quando mancano 10 minuti e 29 e sono trascorsi 14 e 31 dall'inizio del tempo qui da Sarzana. Angeletti, Pistelli, Lavagetti ancora, Pistelli da fuori, finta la conclusione, sul centro, Pistelli ancora, l'autore della rete che per ora decide questa gara, poi recupera la formazione viareggina con Mora Paceco, Cardelli, chiude Pistelli, riparte Sarzana, Pistelli per Angeletti, chiude Torre, Lavagetti, rete! Sulla respinta di Torre, Lavagetti trafigge l'incolpevole portiere viareggino. 2-0 per la formazione rossonera. A 9:56 dal termine, quando sono trascorsi 15 e 0-4 dall'inizio del tempo qui da Sarzana. Ha raddoppiato la formazione di Giovanni Beretta con Lavagetti e la rete di Pistelli in apertura. Ancora Pistelli da fuori, impegna severamente Torre, poi Bicicchi, tenta ora il Viareggio di ripartire, Mora Paceco, De Inite, ha sentito il colpo la formazione viareggina, Angeletti da fuori, colpisce fortuitamente Mora Paceco che va per le terre, ora verrà soccorso probabilmente anche dai sanitari se ce ne fosse bisogno. No, si rialza Mora Paceco, ha preso probabilmente sulla coscia e tanto c'è un time out per la formazione viareggina, il secondo sono due per testa, due a testa, secondo del primo tempo per la formazione di Alessandro Martini che è sotto di 2 reti. Anche il Viareggio ha avuto le sue occasioni, ma Sarzana mi ha apparso più tonico e più bene messo in pista questa sera rispetto alle precedenti occasioni. Tanto vediamo nel replay alcune azioni della gara con Perroni che si oppone alla conclusione viareggina, poi ancora Angeletti chiude Torre, poi Lavagetti seconda battuta raddoppia per la formazione rossonera. Inquadrata ora la panchina viareggina, tanto rivediamo ancora in replay il raddoppio del Sarzana con Lava, il 77 Lavagetti,
Tanto si è ripristinata la parità in pista tra le due formazioni. Dopo le espulsioni di Respogliati e De Inite per 2 minuti entrambi, si riparte con un ingaggio a 2, Angeletti e Mora Paceco, alla meglio Mora Paceco, riparte in avanti lo Sporting Viareggio, sotto di 2 reti, è entrato in pista anche Jonas Cinquini con il 9 per la formazione di Alessandro Martini, Lavagetti per Sarzana, trova Angeletti vicino alla terza rete Sarzana, ha trovato un pertugio nella difesa viareggina, poi De Inite a lato di Alessio Peroni, continui capovolgimenti di fronte in pista, Bicicchi, Mora Paceco litiga con la pallina ma riesce a recuperarla, Mora Paceco chiude Lavagetti, abbiamo anche il grandangolo, vediamo tutto qui dal Palatori, anche le minuzie della gara, grazie al nostro cameraman. Lavagetti, Angeletti, ancora Angeletti, 8 al termine del primo tempo, Angeletti in mezzo, chiude Torre, De Inite, riparte Viareggio in avanti, De Inite, si è messo una pezza Alessio Peroni, poi recupera Pistelli ancora, rigore per la formazione sardanese, Pistelli tranciato in area, si presentava davanti a Torre per portare il Sardana sulla terza rete, ora contuso Pistelli ma nulla di grave a quanto pare, mi pare di vedere, si saluta amichevolmente con Torre, si riprende Pistelli, sul rigore ci va Lavagetti. A 7:41 dal termine potrebbe triplicare la formazione sardanese di Giovanni Berretta. Lavagetti contro Torre, rete 3-0, Lavagetti, doppietta personale a 7:40 dal termine, dopo 17-20 del primo tempo. Sardana porta 3 le reti di vantaggio sullo Sporting Viareggio. Bicicchi, De Inite, Jonas Cinquini, chiude Peroni, riparte Rispogliati, chiude Torre, Jonas Cinquini, Bicicchi, vicino alla rete lo Sporting Viareggio, palo di Bicicchi, Jonas Cinquini, Mora Paceco, Viareggio disperatamente in avanti, ha sentito il colpo del 3-0 e cerca una reazione. Lavagetti, Peroni, Rispogliati sul centro, ancora Lavagetti, doppietta per Lavagetti, poi Pistelli per il Sarzana. Lavagetti, Peroni, Rispogliati, Angeletti ancora, raddoppio di marcatura su Angeletti, tutto regolare. De Inite, tutto regolare ancora, dice Luca Lossi, forse fa giocare troppo il direttore di gara. Bicicchi, Mora Paceco, non ci sta il Viareggio, Jonas Cinquini, ma non ha le idee troppo chiare la formazione di Alessandro Martini. Tutto regolare, dice ancora Luca Lossi. Bicicchi, ora si sono perse un po' le trame in pista. Bicicchi, chiude Alessio Peroni, Andrea Peroni, Rispogliati, Peroni Andrea, Pistelli,
poi Peroni, Pistelli, la vecchia guardia in pista, Peroni, Pistelli, rispogliati, time out del Sarzana. A 5:23 dal termine. Terminati i time out, Giovanni Beretta lo vediamo molto sulle sue, molto contento, ma dà ancora istruzioni, non lesina niente, il mister rossonero. Tanto 6-3 Puma Seboli. Poi abbiamo un cam 4-3 su Scandiano, un cam che non... E poi Forte dei Marmi 5-4 su Matera. Un cam che non riesco a individuare l'addizione su Scandiano 4-3. Poi abbiamo anche altri risultati. (5:23) in un primo tempo sostanzialmente corretto in pista. Il Sarzana è entrato molto bene nella gara e l'ha subito sbloccata quasi in apertura, poi dopo ha raddoppiato e triplicato. Il Viareggio ha avuto le sue buone occasioni, ma formalmente mi sembra che la formazione sanese non ha rubato nulla, è meritatamente in vantaggio per 3-0. Pistelli alza e schiaccia, chiude la difesa Viareggina, Mora Paceco, Raffaelli, la tiene ora lo Sporting, Mora Paceco sul centro, De Inite in avanti, Cardelli, Mora Paceco, Raffaelli, litiga con la pallina, va a recupero Andrea Peroni. Per Sarzana, Rispogliati, che vuole andare a referto, anche Rispogliati. Angeletti, ci prova a lato di Torre, Cardelli, riparte davanti la formazione di Alessandro Martini. Cardelli, anzi Mora Paceco, punizione per Viareggio, Sporting. Cardelli, poi Raffaelli, la gira ora lo Sporting ma perde la pallina. Angeletti in mezzo, Pistelli che arriva da dietro, 4-0, lo vede con la coda dell'occhio Angeletti. 4-0 per la formazione rossonera che dilaga. Pistelli dopo 20:43 del primo tempo, doppietta personale per Pistelli e Lavagetti. Riparte Sporting Viareggio in avanti, Cardelli, Raffaelli, ancora Mora Paceco, per la formazione di Martini, dietro la porta di Perroni, Alessio. Mora Paceco, poi prova la conclusione dei Inite, ma viene smorzata dalla difesa rossonera che riparte in avanti con Andrea Peroni indomito. Rispogliati sul centro, su per la linea di mezzampista, ancora Rispogliati, poi Angeletti, numero Peroni vicino alla quinta rete Sarzana con una combinazione a tre di pregevole fattura. Viareggio in balia della formazione rossonera a 3:24 dal termine del primo tempo qui dal Palatori. Vediamo ora Martini prodigarsi all'indirizzo dei suoi giocatori. Con estrema pacatezza. Del resto è sotto di 4-0 e non può far altro che attendere gli sviluppi dell'incontro. Quando mancano, ripeto, 3:24 termine del primo tempo, si andrà a riposo con un punteggio vistoso per il Sarzana. Pistelli in avanti dove non ci sono compagni, va a recupero dei Nite, ancora in avanti per Mora Paceco, ma c'è
Pistelli che questa sera non molla nulla. E poi c'è un fallo su Mora Paceco di Pistelli. Punizione per la formazione Viareggina, richiamato verbalmente dal direttore di gara Pistelli, che è ceduto un po' nel contrasto. Fallo di frustrazione di Pistelli. C'è un richiamo a Pistelli, un warning a Pistelli. Riparte Viareggio con Mora Paceco dall'angolo. Ha scambiato con Cardelli, poi ancora Mora, poi da fuori ancora De Inite. Recupera Sarzana dopo la spinta di Alessio Peroni. Angeletti sul centro, Pistelli. Angeletti. Rispogliati, poi quasi un'autorete di Raffaelli su Torre. Ancora Cardelli, ci prova il Viareggio Sporting, almeno accorciare le distanze prima della fine del tempo. Si diceva una volta il gol della bandiera, o si dice tuttora. Raffaelli in avanti, Viareggio, Mora Paceco, Sporting, Cardelli, nulla da fare, Peroni, bel gioco di Peroni, pregevole, poi prova Pistelli da fuori, a lato, poi Angeletti, batti e ribatti, riparte Viareggio in avanti, Cardelli, Mora Paceco, un po' lenta la formazione viareggina nell'approcciarsi alla conclusione. De Inite, poi trova Cardelli ma chiude Sardana la difesa rossonera con un Pistelli indomito in avanti, Peroni, ma c'è un fischio del tiro di gara. 1:33 al termine del primo tempo. Pistelli in avanti, Angeletti. Si vede sbucare Torre le conclusioni da tutte le punizioni dei sarzanesi. De Inite. Pegna per Alessio Peroni, De Inite, tutto regolare. Recupera ancora la formazione viareggina, Raffaelli. Cardelli. Mora Paceco dalle parti di Torre, ancora Mora Paceco. Sparacchia in avanti su Raffaelli. Che va al recupero della pallina, trova Mora Paceco, ancora in avanti, Cardelli. Le tenta tutte lo Sporting, De Inite da fuori. Chiude Alessio Peroni. Almeno ci mette l'impegno il Viareggio. Cardelli. Poi recupera Raffaelli sul centro. Sceglie il piazzamento, trova Mora Paceco. Cerca di liberarsi, Sardana gioca a uomo. Angeletti su Mora Paceco, non lo molla. Recupera ancora De Inite da fuori. Chiude Alessio Peroni che sempre si fa trovare pronto all'appuntamento con la pallina. Andrea Peroni ora che scalda i guantoni a Torre. E poi De Inite, ma termina il tempo. 4-0 per il Sardana all'intervallo. A risentirci.
Di nuovo in diretta dal Palatori per la ripresa delle operazioni. Sarzana 4, Sporting Viareggio 0. Arrivando il primo tempo, Pistelli sulla pallina per la formazione sarzanese di Giovanni Berretta. Pistelli, Lavagetti, Perroni, Andrea e Perroni Alessio in porta con Angeletti in pista per la formazione sarzanese. Punizione ora per lo Sporting, Raffaelli, Cardelli in avanti, Spagnuolo, entrato in pista il capitano Mattia Spagnuolo, Cardelli, Mora Paceco, sul centro Spagnuolo, in avanti va al recupero della pallina Pistelli. Angeletti, Pistelli, Lavagetti, ancora Pistelli, da fuori Perroni, litiga con la pallina, va al recupero Raffaelli. È iniziata la gara da 1 minuto, secondo tempo qui dal Palatori. Cardelli, Pistelli, in mezzo Lavagetti pericolosamente davanti a Torre, Angeletti, Pistelli, insiste ancora Sarzana, no, non domo dall'alto delle 4 reti di vantaggio, Lavagetti, Spagnuolo per lo Sporting Viareggio in avanti, in una zona dove ci sono compagni, Pistelli, Pistelli trova Perroni sul centro, ancora Angeletti in mezzo, Mora Paceco in avanti, chiude Lavagetti, poi recupera Spagnuolo per lo Sporting. Cardelli, a ritroso su Spagnuolo, infrazione 5 secondi, punizione per Sarzana. Con Lavagetti sulla pallina, Angeletti, va ripetuta la punizione, pallina in movimento, Lavagetti, Angeletti, Angeletti ancora, Pistelli, da fuori, palo di Pistelli, clamoroso, Raffaelli, vicino alla quinta rete Sarzana, Spagnuolo, Paceco, Mora, dietro la porta di Perroni Alessio, poi Spagnuolo, chiude ancora Alessio Perroni, insuperabile questa sera, Andrea Perroni, Zebradar, Andrea Perroni, Pistelli, Angeletti, poi Angeletti ancora impegna Torre con un'altra schiaggia, Mattia Spagnuolo, il capitano dello Sporting, la formazione di Alessandro Martini, Viareggio, ancora Mora Paceco, poi litiga con la pallina Cardelli, recupera ancora Andrea Perroni, Lavagetti, Angeletti, azione a 3, chiude Torre, poi riparte lo Sporting, Spagnuolo, in mezzo, chiude Pistelli e riparte Sarzana, Angeletti a lato della porta Viareggina, Lavagetti, Perroni, Andrea, chiude Torre alla grande sulla conclusione accompagnata di Andrea Perroni che si alzava e poi scendeva pericolosamente su Torre,
ancora Pistelli, perde la pallina, recupero Spagnuolo. Time out. Time out per la formazione Viareggina. Deve riordinare idee la formazione di Alessandro Martini. Sotto di 4 reti. Quando il secondo tempo è iniziato da 4 primi e 13 secondi. Qui dal Palatori. Guardate ora la panchina rossonera. Puma Sebolo, intanto vediamo dei risultati 6-3, Forte dei Marmi mi sembra Matera 5-4, poi c'è un Cam Scandiano 4-3, Follonica 1-3, però non riesco, l'altro è MAT, poi c'è Salzana 4-0, Forte dei Marmi Castiglione 4-1. Avremmo detto qualche edizione inesatta, comunque uguale. Riparte la gara, B Cicchi, impegna severamente Alessio Peroni. Mora Paceco ancora, meno brillante che in precedenti circostanze qui al Palatori. B Cicchi, punizione per la formazione Viareggina, da battuta, Sporting, De Nite, chiude Andrea Peroni. Lavagetti, chiude De Nite. Poi davanti Alessio Peroni non riesce sotto misura a concludere la formazione di Di Martini. Con Mora Paceco. È lo stesso a tenere la pallina. Trova Cardelli. Sembra ci sia un risveglio della formazione ospite. Conclusione su Alessio Peroni di Dei Nite, vicino alla rete via Sporting Viareggio, ma riparte Peroni, Andrea su Angeletti che impegna severamente Torre, ora Mora Paceco, Cardelli, chiude Alessio Peroni, Andrea Peroni, capovolgimenti di fronte continui, Andrea Peroni, altro palo mi sembra di aver visto, poi Pistelli, è un bombardamento, ancora un altro palo del Sarzana. Clamoroso dal Cibali di Catania, ma no, da Sarzana. In questo caso, Dei Nite in avanti. Peroni, Andrea. Lavagetti, Sarzana per 3 volte davanti alla direzione della quinta rete, Pistelli. Ancora Mora Paceco per la formazione Viareggina. Bicicchi. Cardelli. Sembra ora più aver maggior lena il Viareggio. Sporting ci prova da fuori ancora Mora Paceco, chiude Sarzana. E Andrea Peroni, pericolosamente da Torre, poi Angeletti, seconda battuta. Un'azione che sembrava... È stata una ripartenza improvvisa per Sarzana. Mora Paceco. Cardelli. Perde la pallina. Lavagetti. Angeletti. Troppo lunga la pallina per Angeletti che comunque recupera la stessa e se ne va. Angeletti. Caracolla Angeletti in mezzo. Chiude Torre, Mora Paceco, Bicicchi, Dei Nite, a lato di Alessio Peroni che chiudeva sul suo palo, poi recupera ancora Sarzana, indomito Peroni, Andrea, con buon gioco di gambe e di pattini, Angeletti, Andrea Peroni, ancora in avanti la formazione sadresi che non molla un centimetro, Pistelli, da fuori, Lavagetti, Pistelli ancora,
è incontenibile stasera Pistelli, lo braccano in tutte le maniere, mette in mezzo per Angeletti che si trova in controtempo, riparte Mora Pacheco, poi De Nite in mezzo, Cicchi sparacchia malamente davanti a Alessio Peroni, Angeletti vicino alla rete dello Sporting, al punteggio rimane ancora 4-0. De Nite chiude Alessio Peroni, rigore ora per lo Sporting, rigore, ha avvisato un fallo nell'area rossonera. Dopo 8 e 10 dall'inizio del tempo ha l'opportunità di Sporting Viareggio di accorciare le distanze. Avevamo visto un leggero recupero dello Sporting Viareggio inizio ripresa, anche se Sarzana aveva mantenuto alta la concentrazione in pista. Ora è De Nite per la formazione Viareggina contro Alessio Perroni. Che si è andato a preparare, si salutano cavallerescamente i due contendenti, è quasi un duello, De Nite contro Perroni, e chiude Perroni che mantiene la porta inviolata, la formazione sarzanese fino a questo momento. Perroni, Andrea in avanti, una zona morta, recupera Mora Pacheco, Bicicchi, Cardelli, dietro la porta di Alessio Perroni, poi riparte Andrea Perroni, Lavagetti si incunea, Lavagetti chiude Torre alla grande, si era allargato Lavagetti per cercare un pertugio favorevole, De Nite che poco fa ha sbagliato il tiro diretto di rigore, poi Rispogliati chiude davanti Alessio Perroni e riparte Sarzana, Rispogliati alla grande, e guadagna anche una punizione Rispogliati. E c'è una munizione per un giocatore viareggino, sicuramente per proteste, probabilmente il numero 2 dei Nite, no? Avraldo a occhio. La battuta la punizione, Angeletti da fuori, chiude Torre, Cardelli, ancora Torre, ancora punizione per Sarzana, Rispogliati, Lavagetti, con una bomba che fa tremare la porta di Torre, Mora Pacheco per Bicicchi, maldestramente, recupera il Sarzana che riparte, Andrea Perroni, Lavagetti, Angeletti, ancora Andrea Perroni, Sarzana padrone della pista, Rispogliati, Andrea Perroni, Angeletti, quando gioca il Sarzana è incontenibile, Angeletti, Lavagetti scivola ma recupera la pallina su Bicicchi, è un furetto Lavagetti, Spidi Gonzales, ora Bicicchi da fuori alto sulla porta di Perroni e Alessio, poi Rispogliati, ancora lo Sporting, chiude Alessio Perroni davanti su Raffaelli, anzi era Cardelli, Lavagetti, Angeletti, sono volati già circa 11 minuti dall'inizio del secondo tempo, Angeletti ancora, Angeletti sembra tomba tra i paletti,
e Giovanni Beretta a vicenda Lavagetti con Pistelli. Gli spogliati ancora, si incunea prepotentemente in area via Regina, poi Mora Paceco dall'altra parte. Cardelli da fuori a lato di Perroni Alessio, Perroni Andrea. Sul centro ancora la formazione sardanese. A cui va un Prato, stasera non ha sbagliato quasi nulla la formazione rossonera. Perroni, Andrea, Pistelli, Angeletti, Pistelli, perde la pallina, poi c'è un fallo di Pistelli fortuito, Pistelli era già per le terre, comunque fallo giustamente rilevato dal direttore di gara. Jonas Inquini di nuovo in pista per lo Sporting. Mora Paceco, niente da fare, c'è il baluardo Andrea Perroni, non si passa, in avanti ancora Sarzana, Angeletti. Si lotta gagliardamente, Pistelli in mezzo, chiude questa volta Mora Paceco per Cardelli. Non c'è un attimo di tregua in pista, De Nite. Si lotta su tutte le palline, così deve essere l'hockey, Pistelli. Rispogliati. Angeletti. Arriva sempre primo Sarzana sulle palline, Angeletti. Perroni Andrea. Voto 8, Pistelli, ma tutta la squadra da 8 questa sera. Andrea Perroni, Angeletti, poi chiude questa volta lo Sporting, Mora Paceco. In avanti. Si mette l'anima allo Sporting. In pista, De Nite. È l'unico con idee abbastanza chiare. Jonas Cinquini, conclusione debole. Una battaglia agonistica in pista. Angeletti trova Andrea Perroni, ancora in mezzo per Angeletti sull'esterno di Torre. Poi recupera Viareggio, Sporting, De Nite. Intanto passa lento nel rame di secondi e i minuti che ci separano dal termine dell'incontro, anche se ne mancano 11:46. Angeletti sull'esterno ancora. Poi Angeletti subisce anche 2 falli. Tutto regolare per il direttore di gara. Mora Paceco a lato di Alessio Perroni. Andrea Perroni. Pistelli. Lavagetti. Ancora in avanti Lavagetti su Andrea Perroni. Miracolo della difesa in maglia arancione dello Sporting, Viareggio che va in avanti ora. Potrebbe accorciare ma chiude alla grande Alessio Perroni su Jonas Cinquini. Angeletti da Lavagetti. Gioco di Angeletti di massa. Tiene la pallina, la sparacchia in avanti su Pistelli. Poi recupera Cardelli. 5 secondi, punizione per Sarzana, 10:36 dal termine, time out. Chiesto dalla formazione sardanese di Giovanni Beretta. Quadrata ora la panchina rosso-nera.
Intanto rivediamo nelle palle di rigore. De Inite si oppone alla grande Alessio Peroni. Il replay, poi ancora Alessio Peroni chiude su un'incursione di nuovo dello Sport Viareggio che ha dato segni di risveglio, ma è sotto di 4 reti qui dal Pala Torre di Sarzana in questa settima giornata, girone B, campionato nazionale Serie 2, 25-26, fase regolare. Si riprende con un ingaggio a 2, no, punizione per il Sarzana, pardon. Lavagetti su Pistelli. In mezzo Lavagetti, chiude la difesa Viareggina, ma Pistelli ancora, Pistelli poi in mezzo, poi Angeletti a colpo sicuro, chiude Torre alla grande, Cardelli, e Peroni e poi c'è la legge della bandiera, su respinta con Mora Paceco, lo Sporting realizza dopo 14:46 dall'inizio della ripresa con Mora Paceco. Segna la prima rete, 1-4, 4-1 per i rossoneri. Peroni Andrea in avanti, Pistelli. Lavagetti. Ammonito espulso Angeletti per Sarzana. Si dispera, lo vediamo anche in panchina. Intanto c'è il time out, 1 minuto chiesto dalla formazione di Martini. Quadrato la panchina Viareggina che ha avuto un'impenata d'orgoglio e ha realizzato con Mora Paceco dopo che Alessio Peroni aveva risposto alla grande sulla conclusione di Cardelli. (9:53 al termine, sembra che corra più veloce questo secondo tempo, ma il tempo è uguale al quello del primo. Ora Viareggio in power play. Ma la punizione per Sarzana. Peroni Andrea. Barriera 3 metri, ma quanto mani viene rispettata, con sull'esterno della legge di Andrea Peroni. Riparte lo Sporting, Bicicchi, De Inite. Deve approfittare sul primo numerico la formazione di Alessandro Martini. De Inite in mezzo, Bicicchi chiude Alessio Peroni 3 volte, 2 volte e mezzo. Pistelli, poi Pistelli è un pertugio in avanti, Pistelli chiude Torre dal possibile 2-4 al 5-1. Lavagetti, Pistelli. Riparte lo Sporting, Jonas Cinquini. De Inite. Mora Paceco, De Inite. Ora il Viareggio tenta di accorciare ulteriormente le distanze. Mora Paceco, finta la conclusione. De Inite, poi c'è Pistelli. Che fa il Franz Beckenbauer della situazione. Pistelli.
Poi 5 secondi, punizione per Viareggio Sporting a 8:51 dal termine. Bicicchi, De Inite con l'appoggio della balaustra, ancora Mora Paceco, De Inite, conclusione sulla difesa rossonera, De Inite, Bicicchi, lateralmente e decentratamente è decentrato, poi De Inite, sparacchia, non trova la porta, frettoloso De Inite, ancora Bicicchi, non riesce a recuperare la pallina, un po' arzigogolata la manovra viareggina, ci prova ancora Bicicchi, niente da fare. Mora Paceco, De Inite, chiude Alessio Peroni sulla bomba di De Inite, da destra, ancora 8 secondi per la power play, Bicicchi, tutto regolare, parità numerica ristabilita, in pista Lavagetti, è una guerra e poi viene spinto Lavagetti sulla balaustra da Mora Paceco. Punizione per Sarzana, fallo di frustrazione di Mora Paceco. Pam 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 pam. Rientra in porta Alessio Peroni, si riparte con l'incontro. Lavagetti non ha ancora fischiato il direttore di gara. Lavagetti Pistelli. Che fa passare più del tempo e tiene la pallina. 13 secondi per la conclusione per Sarzana. Lavagetti sull'esterno di Torre, ancora De Inite. In avanti lo Sporting, perde la pallina De Inite. Pistelli. Trova Andrea Peroni. Rete! Andrea Peroni, specialista in queste conclusioni già quando giocava nel Vercelli. Andrea Peroni, 5-1 per Sarzana. Ha alzato il braccio Andrea Peroni, già sicuro della buona conclusione della pallina. Quando sono trascorsi 18 della ripresa, 5-1, l'equilibrio delle 4 reti di vantaggio Sarzana. De Inite chiude Lascio Peroni, poi prova Bicicchi. Ancora Andrea Peroni, galvanizzato, ma ha giocato bene all'inizio della gara. Rispogliati, Andrea Peroni. Cardelli rientrato in pista, prova la conclusione, smorzata da ancora un Andrea Peroni sugli scudi insieme a Pistelli. Rispogliati. Jonas Cinquini, Cardelli. Bicicchi da fuori, a lato della porta sardanese, Andrea Peroni. Angeletti, rientrato in pista dopo l'espulsione, Angeletti impegna severamente Torre. 5-58 alla conclusione qui da Sarzana.
Angeletti ha ricevuto da Andrea Peroni, poi Lavagetti, chiude Bicicchi che recupera la pallina, seconda battuta, Bicicchi supera Lavagetti, Bicicchi entra in area ma tutto regolare, poi recupera seconda battuta dei Nite per Cardelli, si prova comunque lo Sporting, Dorgoglio in avanti, Bicicchi, Andrea Peroni a lato, Cardelli, chiude Alessio Peroni, ancora Rispogliati, Pistelli, memoria Angeletti, chiude Torre alla grande, 3 passaggi a memoria del Sarzana, spettacolo al Palatori dei Nite, alto sulla porta di Perroni, Alessio, Lavagetti in avanti, ancora Sarzana che ormai a 4,32 pregusta la vittoria, Peroni chiude Torre, Jonas Cinquini, Bicicchi dei Nite che è un difetto sul controllo di pallina ma recupera la stessa, poi tira dalle parti di Alessio Peroni, recupera Cardelli, ma Rispogliati domina l'area di rigore difensiva sarzanese, Peroni, Andrea Rispogliati, punizione per Viareggio Sporting, già battuta Bicicchi dei Nite, Tomei in pista per la prima volta, Tomei, poi Bicicchi impegna severamente Alessio Peroni, tutto regolare, Andrea Peroni, potrei fare anche l'arbitro, Andrea Peroni in avanti, Rispogliati a tu per tu con Torre, Cardelli, fin dalla conclusione, dei Nite, siamo alle battute finali dal Palatori, dei Nite impegna ancora Alessio Peroni, Bicicchi, chiude la difesa sardanese che ha subito solo una rete questa sera per ora, De Bicicchi ancora, Peroni, Alessio ci mette il guantone, ben appostato sul proprio palo di riferimento, ancora in avanti Sarzana, fallo, punizione per Sporting Viareggio, fallo di Angeletti. A 3 minuti dal termine. Andrea Perroni per Kevin Farina, anche in pista Kevin Farina con il 54. Dei Nite per Tomei, Bicicchi perde la pallina, Andrea Perroni sull'esterno questa volta della rete, Bicicchi, 2:20 al termine dal Palatori. Ancora Bicicchi a ritroso per Cardelli, poi chiude Torre, ancora Cardelli, Bicicchi la tiene più del tempo, poi litiga con la pallina, la recupera Rispogliati, Andrea Peroni, Angeletti, isolato in avanti Kevin Farina. Un 53, siamo agli sgoccioli qui dal Palatori, Sarzana in vantaggio 5-1, Peroni Andrea.
Angeletti. Andrea Peroni. Chiude lo Sporting. Tomei per l'ultima conclusione forse del Viareggio, a 1:30 dal termine. Sporting. Cardelli De Inite. Da fuori. Poi Angeletti, chiude Torre. Poi Bicicchi, 1:10 al termine. Bicicchi per l'ultima occasione forse per lo Sporting, ma non riesce i Bicicchi, recupera però Tomei. Poi la riperde. Angeletti. Siamo agli ultimi 60 secondi. Angeletti. Perroni Andrea. Rispogliati, la tiene Sardana più del tempo. Angeletti. Rispogliati. Angeletti. A lato della porta Viareggina, ancora Angeletti. Sempre a lato. 26 secondi al termine. Bicicchi. Ha tentato un bel numero. Bicicchi chiude alla Peroni. Kevin Farina ora. Ci prova. Chiude De Inite. E che poi impegna severamente alla Peroni. A 8, 7, 6. Siamo a 7 secondi e 33 cento dal termine. Esimi. Sul centro, rispogliati Bicicchi, Cardelli e termina l'incontro dal Palatori. In questo momento vince Sardana 5-1 sullo Sport di Viareggio. Per le parole del pubblico di Fede Rossonera e ospite da Riccardo Giorgi e Gaetano De Benedetto un saluto, sempre viva l'Hockey, buonasera da Sarzana.